Benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco. Allora, questa volta dobbiamo andare necessariamente di corsa. Perché? Perché Eh, l'ospite di oggi è un ospite che abbiamo delle difficoltà a contenerlo tutto, è nel un fiume senso in piena, un fiume in piena. non solo è un fiume in piena, ma è un artista dalle mille sfaccettature, tastierista, arrangiatore, compositore, direttore d'orchestra, ha fatto di tutto e di più, ha una storia artistica incredibile che parte dagli Paurosa. anni 60-70, compositore di sigle televisive, ha lavorato con i giganti Francesco Guccini, Il Volo, non Il Volo quello dei tre No, il volo del ragazzi, suo, ma di infatti. Alberto Radius e Lavezzi, Jenny Sorrenti, Mina, Loredana Bertè, Il Giardino dei Semplici e quindi Naples Lucio Power. Battisti anche, Lucio Battisti, ragazzi, quindi se vi dico la filmografia ci facciamo notte, quindi eviterei, ne parliamo tanto direttamente con lui. sull'intervista. Di chi stiamo parlando, Di Massimo? Vincenzo Tempera, in arte Vince Tempera. Caspita ragazzi, abbiamo il papà di Atlas UFO Robot Esatto. Goldrake e non solo, trio Bixio Frizzi Tempera, Eh, Sette noti in nero, I quattro Febbre cavalieri da dell'Apocalisse, cavallo. Febbre da cavallo, Fantozzi. Ma che cosa volete di più? Abbiamo un signor maestro delle colonne sonore e non solo, della musica E tout non so. court. E vedrete che divertimento parlare di Ah, lui, con lo lui di spasso. musica, di storia della musica degli ultimi 30-40 anni. Insomma, allora, bando alle ciance, vince Tempera. Allora, rieccoci qui, ciao Massimo. Ciao Marco. Come anticipato, abbiamo Vince Tempera ed eccolo qui. Ciao Ciao, ragazzi. Ciao ciao, Vince. ciao. Allora, posso dire, l'introduzione l'abbiamo già fatta. Io sono contentissimo di un personaggio come Vince perché è esattamente il contrario di quelli che si specializzano. Lui ha fatto la qualsiasi dal punto di vista musicale, se vado a vedere la sua storia, e quindi non si è limitato a essere un compositore, un musicista, uno strumentista, un direttore d'orchestra, ha fatto film, ha fatto canzoni, ha fatto sigle di TV. Quindi il problema con lui è oddio, da dove iniziamo? Ecco, quindi allora io però io spero di metterti a tuo agio perché la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, la prima è sempre la stessa, ok? Ti rifaccio diventare giovanissimo, ovvero tu che musica ascoltavi da ragazzo e come ti sei avvicinato alla musica? Allora, la musica mi sono avvicinato, ho cominciato a studiare pianoforte all'età di 6 anni, quindi Mm, mm. da un padre siciliano amante dell'opera e da una madre romagnola amante della canzone. Ecco dove nasce Capirai. lo scambio, hai capito? Sì. Uno. E quindi la musica che sentivo, allora io all'inizio ero affascinato dalla musica strumentale, Mm. soprattutto dal pianoforte. E ci fu un film che mi entusiasmò e da lì decisi di fare l'arrangiatore, il pianista, il direttore d'orchestra, che era un film con Tyrone Power, che il Mm. titolo era Incantesimo, The Eddie Ducci Story, film Sì. del 56, che e il pianista di quel soundtrack, di quella colonna sonora, era Carmen Cavallaro, che è stato per me sempre la mia guida Punto di riferimento, artistica, insomma. Mm. punto di riferimento, sia come sound, come stile, e sia perché poi andando avanti negli anni ho scoperto che questo pianista era l'ispiratore di vari altri pianisti, da Mm. Liberace a Errol Garner, cioè dopo, e poi a seguire, infatti io sono collezionista Mm. di tutto quello che è la musica strumentale pianistica americana, che va da Carmen Cavallaro, Roger Williams, Peter Nero fu un mio grande Mm. idolo, altro che univa il classico al jazz alla leggera, con degli Mm. arrangiamenti difficilissimi per Mm. pianisti,
ma però era stato tutta gente che è arrivata al primo posto in classifica negli Stati Uniti, nel mondo. Quindi io ho studiato sia le parti pianistiche, sia gli arrangiamenti. Infatti poi, quando ho cominciato il mio primo 45 giri, quando ho fatto il mio primo contratto con la Rifi, la condizione era che io potessi fare un album all'anno alla Rifi, parliamo del 68, quindi e il primo singolo che feci fu l'edizione a pianoforte di Metti una sera a cena di Morricone. Io dopo Morricone, io fui il secondo che incise quel pezzo, ma perché l'editore di quel pezzo era Carlo Bixio. E io ho iniziato i primi 2 anni di apprendistato e l'ho fatto in edizioni musicali Bixio. Quindi quando avevo la partitura in anteprima fra le mani e chiese a Carlo, io la inciderei per la Rifi, che aveva avuto un grande successo con Bob Mitchell, Augusto Fratelli, con il dottor Zivago, mi sembra che fosse, no? Allora, incisi il mio primo disco strumentale fu Metti una sera a cena, Beh, un bell'inizio, di cui avevo l'esclusiva da Morricone in quel momento. Parentesi, cioè mica da poco. Che tipo di arrangiamento era? Che tipo di versione era? La versione era... Allora, io ero molto appassionato di Ramsey Lewis, un altro pianista americano di jazz, che lui stava traghettando il jazz al funky. Infatti Ramsey Lewis è il fondatore di vari gruppi funk americani. E allora il brano era molto un up tempo, un tempo veloce, con lo stile soul di Ramsey Lewis. Più c'erano gli archi, la voce, c'era tutto. Però lo strumento principale era il pianoforte. Quindi lontano dallo spirito sudamericano che invece aveva l'originale, insomma. Sì, beh, l'originale, diciamo la verità, con gli accordi, quel giro era molto Bacharach. Sì, parlavo di ritmica, di giro. Sì, no, ma perché Bacharach guardava un po' il bossa nova, perché molti artisti brasiliani erano emigrati a Los Angeles e da lì diciamo che Bacharach si era ispirato su alcune cose, aveva reso un po' più americane e a sua volta Morricone aveva preso, infatti anche Giù la testa, la prima parte di Giù la testa è molto Bacharach, se sentite bene è vero, è il 3/4 di Bacharach, capito? Sì. Poi swingato. È sempre una rilettura, cioè alla Butch Cassidy. Beethoven prendeva da Mozart, Mozart prendeva da Vivaldi prendeva da qualcun altro prima, cioè, e quindi è sempre una rilettura, una modernizzazione di quello che c'era prima. Quindi ho iniziato con Metti una sera a cena e poi quando sono passato alla voce del padrone, la Emi Patti Marconi, lavoravo per Frank Purcell, famoso direttore. Io lavoravo con lui come schiavetto agli arrangiamenti, no? Perché io non lo sapevo, poi ho scoperto facendo questo lavoro, i grandi direttori d'orchestra avevano degli schiavetti che scrivevano su loro indicazione gli arrangiamenti, come dovevano, perché non avevano il tempo di farlo, che erano sempre in giro a fare concerti. Allora da lì ho lavorato per un po' di tempo dall'Italia a Parigi per Frank Purcell, ho imparato anche lì un sistema, un meccanismo che se non li vivi in diretta non puoi imparare, dico io. È come tutto lì. Non sul puoi campo proprio. Sul campo, perché poi se sbagli ti mena. E allora poi ti ricordi
Ma No, senti, quindi mi sembra di capire che quindi la tua storia con la musica per il cinema in realtà sin dall'inizio ti ha accompagnato in qualche modo, nei gusti, nelle sì, occasioni della vita e delle collaborazioni. sì, sì, beh, perché il cinema, diciamo, il cinema ti dà delle ispirazioni. Mm, C'erano grandi temi come Exodus, un altro, ad esempio, due pianisti che incidevano tutte le colonne sonore che uscivano, Ferrante e Taci. Allora loro incidevano, appena usciva un film, Exodus, boom, 45 di Exodus. Usciva il Principe Guerriero, boom, la sigla, hai capito? ah, non lo Quindi sapevo questo. se tu vai a vedere Mm, su Google sì, Ferrante Thatcher, anni 50, arrangiati da Don Costa, che poi diventa l'arrangiatore di Frank Sinatra. Sì, Cioè, sì. sì. è tutto un E lo Giro. facevano con le colonne sonore, in sì, sostanza. perché Ok. allora, il meccanismo americano, dunque, la colonna sonora è di proprietà del produttore del film, Mm, non dell'editore. del Poi, produttore, se certo. devo sviluppare, sfruttarlo, devo reinciderlo, non posso prendere la colonna del film e fare il disco, Mm, perché i mm, sindacati all'epoca, ancora adesso, ti bloccano e dici no, se vuoi sfruttarla devi reinciderla. mm, mm. Quindi la reincisione avveniva o direttamente con il direttore d'orchestra, il compositore André Premio, o altrimenti c'erano dei solisti che andavano da Bussalando, Caiola, Sì. Ferrante Tace, che incidevano il singolo, che poi il singolo andava in classifica. Mm, E mm, poi mm. singoli facevano 5, se la canzone era buona, Sì, 500, 800, 1000 copie, 1 milione di copie. Cioè, la musica strumentale, se fatta da musica da film, se fatta come si deve, come una volta mm, si facevano le colonne sonore, tu puoi vendere, cioè uno sono un veicolo pubblicitario al film, mm. Infatti. due puoi vendere a parte la colonna sonora, ma se fai delle colonne sonore anonime non vendi, non succede. Niente, certo, eh. certo. Infatti i produttori, i registi, ogni volta che ci chiamavano, poi ci chiedevano nel film la canzoncina da mettere in coda al film o in testa Sì, al film. sì. E voi ne Perché avete poi, fatte tante, tante, tante. perché poi loro la usavano a Domenica In, la usavano Sì. nei programmi Rete 1, Rai 1, capito? C'era per promuovere, vedi Alberto Sordi, no? Fumo Mm. di Londra. Goodbye, my darling, che l'ha cantata con Sì. Mina. Allora Mm. questo faceva partire l'incasso del film. Erano tutte, O comunque anche un'altra parte di incasso del film in qualche modo, perché certo, certo, eh. certo. Ma io ti volevo fare una domanda, dopo lascio a Massimo perché Vince è un fiume in piena, quindi lo vedo che io Ah, mi devo ah, inserire tra... No, 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 ti perché... racconto un po' di No, 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 cose. no, ma è bellissimo tutto questo. Ma infatti ti Guarda, chiedevo una cosa a proposito della musica strumentale, perché mi interessa molto questo discorso. Una volta la musica strumentale, tu dicevi, in fondo aveva un suo pubblico, un suo business, un suo mercato. Adesso mi sembra che sia un po' scesa. Io vedo che se non c'è la presenza del cantante nell'ambito mainstream pare che non si possa fare niente, non c'è più. Qualche tempo fa, qualche giorno fa, ho trovato un video di Leli Luttazzi e Simonetti che in prima serata Rai suonavano per 10 minuti di seguito una sorta di suite partendo da Lisa dagli occhi blu, andavano a finire a Brahms e poi a Bach, una cosa in prima serata. Adesso penso sia inconcepibile una cosa del genere. Allora, guarda, è inconcepibile per diverse ragioni. Mm, La prima ragione è l'ignoranza di chi fa la televisione. ecco. eh. È E lì. Hai che te capito? devo dire? Numero due, Eh, io ho visto, chi di voi conosce André Rieu, ad esempio? André Rieu è un direttore d'orchestra tedesco, mm, il quale ha tutta questa orchestra che ha debuttato con Strauss, Watz, tutti vestiti come rondò veneziano. A un certo punto, nei suoi spettacoli in televisione, dove fa milioni di persone,
Lui presenta una volta, arriva Zamfir col flauto di Ok, Pan, sì, bellissimo. sì, L'altra volta porta una ragazzina di 10 anni che suona la tromba, fa il silenzio di sì, Nini Rosso. sì, E, sì. e funziona tutto, perché non è che occorre sempre, a volte la voce dà anche fastidio, Mm, perché come la nostra fisicamente c'è a chi va bene la voce, a chi va bene solo il violino, oppure il flauto, oppure il mm, contrabbasso, perché c'è una divisione fisiologica nel nostro mm, corpo. E mm, allora, se io, per dire, trovo un numero, arriva Lionel Hampton, che è un mago sul vibrafono, e lo porto in un programma con Fiorello, cioè magari Fiorello è capace di valorizzare il mm, personaggio, mm. hai capito? Come Sì, faceva sì, Baudo. Sì, sì, sì. sì. Oggi non vedo questi pre-Amadeus bravi, ma non sono dei venditori, perché una volta per fare il programma sia Mike Bongiorno che Baudo che anche i riluttati vendevano quello che presentavano. Sì. Mm. Mm. Però se tu lo guardi oggi e poi i cronometri, le varie esecuzioni durano 2 minuti, 1 minuto e mezzo, 1 minuto e 50, ma in 2 minuti, come io ho sempre detto con Massimo parlando delle sigle, in 1 minuto la sigla c'è tutta la canzone e la Infatti, vendi lo stesso. Però devi essere ne parliamo. capace, c'è Sì, sì. sempre... No, Cioè, adesso mi viene in mente che Stefano Bollani qualche tempo fa aveva fatto una trasmissione in Rai Sì, molto dove bella. invitava, molto bella, non in terza serata, forse in quarta serata, Sì, infatti iniziava non a so se... mezzanotte e finiva. finiva eh, all'alba, Perché, come e dice quella... Nietzsche, hanno paura del fatto, perché essendo ignoranti, hanno paura del fatto di mettere cultura fatta bene, con intelligenza, con divertimento, anche con simpatia, come faceva Baudo, Corrado e Buongiorno e esatto. tanti altri, metterla in prima serata, perché dicono ma che poi il popolo non la capisce, il popolo ignorante. In realtà sono ignoranti loro, non il popolo. Ahimè, ahimè. Loro, ma soprattutto non è loro, gli autori. Infatti. Perché il manico di un programma sono gli autori. E gli autori cominciano a dire, ah, ma questo la massaia di Abbiate Grasso non lo capisce, che non è Sì, vero niente, no, infatti. lo dicono loro, hai capito? Ma Sì, sì. perché partono dal livello di Puppo, che sta molto basso, e quindi per loro tutto deve rimanere basso. Sì, sì. Senti, Amarissima, amarissima Amarissima, constatazione. infatti. Senti, Vince, allora, siccome tu lo sai benissimo che io sono un collezionista, poi ho avuto anche il piacere e l'onore di presentare un tuo grande evento, un tuo grande anniversario un po' di anni fa, 2 anni e fa. 2 anni fa, infatti. E, tra l'altro, il video, dicevo prima di fare questa intervista a te, a Marco, al mio socio, che il video dei 40 anni di Atra su Forobò, messo su YouTube, ha fatto un totale di 2349 visualizzazioni, che è stato il record per il canale YouTube mio di colonne sonore. Per Ah, presentare questo splendido, invece di iniziare dai film, iniziamo dalle sigle dei cartoni animati. Questo splendido eh, vinile speciale guarda che dell'anniversario. quello non sarà più ristampato perché, questo mi ha detto la Warner, mi ha avvisato, quando i Uh-huh. giapponesi sono accorti della copertina, Sì. dice, ma voi non avete i diritti di immagine della copertina? Come no? Ah, È caspita. stata presa 40 anni fa dalla società. No, Eh, ma quella società non c'è più, francese o tedesca, non c'è più. Praticamente hanno imposto a Warner di distruggere le 3.000 copie, 3.000 stampate, 3.000 cose. Oh, che addirittura. erano già tutte vendute, sparite, Infatti. scomparse. Quindi non si potrà più per il momento ristampare. Quindi se quello l'hai pagato 34 euro, Uh-huh. valeva già il giorno dopo 100 euro, oggi ne vale 1000, perché non c'è, Ecco, Ecco, sono tutti numerati, hai capito? ecco, ecco. benissimo, perfetto. Massimo, No, vabbè, io sappilo, sappi sappilo. che io ho il Eh, numero 807 su 3000, pensa. Poi un'altra cosa, quel mese di maggio, che era la fine di Sì. aprile che avevamo A fine presentato, aprile, sì.
il vinile è stato in classifica per 4 settimane, arrivando subito al primo posto, poi terzo, settimo. Parliamo di Atlas UFO Robot, che tra l'altro c'è un È aneddoto quello. bellissimo che ci raccontò Vince insieme a Luigi Albertelli, autore delle liriche delle canzoni dell'album. E c'era un aneddoto sul fatto che voi avete scritto il pezzo senza aver visto neanche un'immagine perché c'è stato un problema. Poi Ma guarda, c'era. quando ci chiamarono in Rai qui a Milano a vedere il filmato, allora era su un Ampex sistema americano, NTSC, che in Rai non riuscivano a leggerlo. Quindi quando cambi il formato, vedevi solo un bianco e nero, però tutto elettrizzato, quindi vedevamo questi personaggi che a scatti, eccetera, però avevamo capito dalla storia che erano la lotta fra il bene e il male, che era un po' copiato dal western italiano come meccanismi, capito? E da lì ho detto, guarda, non avendo capito niente, facciamo a modo nostro. E abbiamo fatto a modo nostro, è stata forse la nostra fortuna. Tra l'altro è un album che ha tantissimi ospiti illustri. C'era, guarda, Ares Tavolazzi, al basso Era dei elettrico, Bandini, Massimo dei Luca alle Bandini. chitarre, infatti. Poi avevo Fabio c'era Concato, Fabio Concato come voce in due sì. pezzi, anzi in C'è tre anche pezzi. Poi Marco Ferradini, Marco Ferradini, infatti. C'era, Silver Pozzoli, sì, c'era Silver era lui, bravissimo. Farmer al basso elettrico. Era Eh, un album bellissimo. E qui c'è tutta quella vena molto funky, dance. sì, perché un cartone deve essere allegro, secondo me. C'è solo una canzone molto melodica che è Venusia, perché è il personaggio. Sì. Poi il resto è tutto dancing, ballabile, capito? Ma Senti, questo non era voluto, era lo spirito di allora e devo dire che è stata anche quella un'altra fortuna, perché avevamo registrato tutto con il beat a 120 di metronomo, che poi è quello che usano le discoteche, che hanno usato 2 anni dopo. E infatti, allora l'hanno inserito nella discoteca e dato che avevano il piatto di giradischi che aveva la velocità variabile, potevano anche rallentarlo o accelerarlo. Io dico sempre che il nostro mestiere è frutto della casualità, cioè ci vuole molta fortuna nel fare le cose. E io sono stato fortunato, trovare, avere le intuizioni quando ci devono essere, perché poi l'intuizione di quelle trombe, quei fiati, perché poi la RAI mi dà per incidere l'orchestra, la Big Band Jazz di Milano, della RAI di Milano. E in quel momento c'era un film che floreggiava che era Rocky. figurati. Rocky, se tu lo senti, è tutto fatto Mindler Ah, Ferguson sì, con le sì, trombe, sì, sì, eccetera. sì. Ecco, vedi un altro pezzo strumentale che oggi nessuno farebbe più. Sì, era tutto Quindi, il periodo d'oro della Black Exploitation, del funk, del soul, tutti esatto, questi Zaccaes, Ma anche Martinelli, io aggiungo anche la capacità di suonare, eh. C'erano dei musicisti certo. strepitosi. Ma sai, io parto sempre dal manico, cioè oggi con le scuole di musica ci sono dei buoni musicisti, Sì, però sì. nessuno gli dà le partiture giuste. Io vedo che su Spotify, eccetera, c'è un grande consumo di altro tipo di musica. È Sì. come la televisione. I canali nazionali mh, non coprono tutte le passioni. Poi la gente va sui tablet o va sul computer a cercarsi altre cose, va su Spotify, va a vedere altri canali come il vostro, capito? Sì, 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 no, ma infatti io ad esempio faccio un esempio con mia figlia nei canali Rai, Canale 5 non ci va proprio, No, anche i miei figli. proprio, ormai non lo considerano più, vanno da Eh, Netflix in avanti ma e il quella è la web. crisi della Eh, grande televisione, capito? No, volevo fare, allora, visto che ci ha lasciato un grandissimo eh mattatore, un beh. grandissimo comico, un grandissimo attore e doppiatore che è stato Gigi Proietti,
e voi avete il famoso trio Bixio Frizzi Tempera, avete realizzato Febbre da cavallo, che è diventato un cult, stracult assoluto della storia del cinema italiano e non soltanto, e avete realizzato prima nel 75 la prima colonna sonora e poi nel 2002 c'è stata questa reunion del trio per La Mandragata. Allora, raccontaci un po' il vostro rapporto con Steno prima e Carlo Vanzina figlio dopo, nel sequel, e tutto il rapporto con Gigi Proietti, poi questa famosa colonna sonora, il famoso verso verso vocale. Allora, In studio tra l'altro, se non mi ricordo male. io parto da Gigi Proietti, bravo. Parto da Gigi Proietti. Gigi Proietti io lo conoscevo già sempre tramite Carlo Bixio, perché nei primi anni 70 per la Bixio io seguì come produttore una serie di album dedicati a dei comici romani che lavoravano a Bagaglino. E con ancora Ricci che scrive i testi per Montesano, Pippo Franco, Gigi Proietti. Perché poi recuperavamo in questi album le vecchie canzoni del papà Bixio, Sì. dell'epoca del cabaret di Petrolini. Quindi parliamo del 920, 925, 930. Quindi tutto il repertorio di Petrolini, capirai, Gigi Proietti ci ha fondato la carriera. C'era la canzone dell'ascensore, più su, tutti i doppi sensi del teatro di avanti spettacolo degli anni 20. Quindi Gigi io l'ho conosciuto allora, in più dopo, dato io producevo Fabio Concato, con Gigi incisi Rosalina, hai capito? Che bello. Facevo la canzone di Rosalina al Capolina, al Capo Studio a Milano. Lui incise Rosalina, capito? Quindi all'epoca questo uno. Gli altri, Enrico è un altro che ho conosciuto Montesano durante un cantagiro e poi lì siamo diventati amici, abbiamo fatto altri 2 album con lui, quello con le canzoni a doppio senso, eccetera, sempre per Bixio. Sì. Poi non c'era Pippo Franco, però Pippo Franco faceva parte del bagaglino dell'epoca, con Ricci che scriveva i testi per tutti. E Catherine Spack l'ho conosciuta tramite Johnny Dorelli, perché lavoravo per Johnny a quell'epoca per 2 album. Quindi conoscevi tutto il cast già. Il cast più o meno erano quelli che alla sera. Scusami, se non mi ricordo male, Febbre da cavallo è stata incisa negli studi a Milano, non a Roma come facevate. Allora, per dirti, esatto, stavo arrivando a quello, perché lì Steno si fidava. Dice, questo è il film. Allora, noi, il nostro lavoro era in genere che Franco Bixio andava in Moviola a vedere un po' tutto il film assieme. Poi Franco era quello che prendeva i tempi e tagliava le scene. Fabio metteva giù qualche idea, eccetera, e poi dopo io dovevo legare tutto e riempire i buchi, che erano tanti, che mancavano. Allora, quel cavallo abbiamo inciso a Capolina, a Capo Studio. E il basso, no, era già andato via. La batteria c'è Ella De Bandini, al basso c'è Mino Fabiano, chitarra Massimo Luca, io le tastiere, poi il coro di Paolo Orlandi, e lì nacque questa, e più avevo i 3 fiati della mia orchestra, Marco Pellacani, Doriano, eccetera, e infatti vedi che c'è il trombone, quello è Marco Pellacani, che poi entrò in Rai, anche Doriano, il trombettista. Cosa succede? Che in una pausa stavo facendo il coro, in una pausa di caffè al mattino, mentre andiamo a prendere il caffè, che la macchinetta del caffè era lì di fianco, nella stanza, uno dei coristi
Mario Balducci, me lo ricordo ancora, i fratelli Balducci, Mario, no? Cioè, fa lo scemo, perché a volte ci si diverte in studio, no? Noi sentiamo questo rumore, faceva il cavallo, fermati, resistiamo subito. Abbiamo registrato sulla base quella voce lì. Quella è body percussion, hanno fatto una cosa, è la tecnica del body percussion, proprio suonarsi il quindi Il torace. allora, la canzone nasce così, poi mancava un inciso, c'è un inciso papà, tantà, lì è molto Santana, capito? sì. Che bassi comunque la chitarra, e questo è il pezzo, capito? Che Questo è come è bello. nato Piove a cavallo. Che meraviglia. E poi Senti- c'era anche la trista che era fantastico, l'altro pezzo. Senti, ma che ricordi di quel film? Avete mai avuto occasione poi di incontrare anche gli attori o avete lavorato chiusi in studio, No, isolati? noi abbiamo lavorato qui a Milano, Sì. In una settimana abbiamo inciso tutto, poi Franco Bicci è andato al mio Viola a montare tutto, no, non abbiamo, anche perché poi Gli attori non si della mente, vedevano certo. più, Sì. li vedevi solo quando giravano. Capito? E Però Steno poi ci invece? siamo, Steno, il regista, lo sentivate lui o anche si fidava e quindi... no, lui non l'abbiamo mai sentito quando c'era il produttore che era Infascelli, che poi morì subito dopo, mi sembra Roberto Infascelli, Sì. era lui che seguiva tutto, capito? Capito, Che ho capito. poi Steno è uno di quei registi all'epoca che finito un film già ne aveva cominciato un altro. Eh sì, è vero. Uno dietro l'altro erano. Erano delle macchine come Lucio Fulci, un film dopo l'altro, capito? Non c'era Senti, tempo. poi passiamo a un altro famoso film comico che avete fatto col trio, ma siccome hai citato il grandissimo Lucio Fulci, allora parliamo anche di un film che poi è talmente amato da Quentin Tarantino che ha utilizzato il suo tema principale per Kill Bill volume 1, che è questo, Sette note in nero. Cos'è quella copertina di Psychic? Questa è una copertina della Beat Records che l'hanno ristampata per il mercato estero, è Psychic. Ah, Mettila un po' dietro perché si vede riflesso. Scusate. sì. Ho capito. Andrò alla Interbill con la Beat Record a chiedere, non ce l'ho fuori. Hai visto? Un classico. I musicisti non ce l'hanno mai. Quello non lo sapevo. No, la versione 40, capito? Eh sì, quella più storica. Sì. E senti, com'è nato Sette note in nero? Perché so che c'è tutto tutto sull'effetto Carillon del tema Montana, c'è tutto un aneddoto. Lui ha questo nella sceneggiatura la chiave della scoperta di lei murata è questo orologio, questo carillon che suona e se ne accorgono mentre vanno via, spaccano il muro e la salvano. Allora Franco Bixio viene a casa mia a Milano e mi dice: dobbiamo scrivere il tema e poi metterlo su un carillon. E come si fa? Ho detto io. Allora, a conclusione, cosa succede? Carillon, io ho carillon di mio figlio. Allora, prima abbiamo fatto la melodia, pam 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 pam. Poi dopo siamo andati da un orologiaio per capire, smontato il carillon, come poteva essere inserito queste sette note. L'abbiamo montato e quello è il carillon del film. Dai. Che figata. Quindi avete fatto addirittura, avete risistemato un carillon proprio direttamente. Con le note del film. Ce l'hai ancora quel carillon? No, ho cambiato casa. Ma ha chiesto anche Bicchio. Allora, a conclusione, questa qui è la prima parte del brano, che poi il brano si apre con una cosa
positiva, l'hai salvata, eccetera. E quindi ci sono questi due brani, è nato in questo modo. In più, sotto il Carillon, nell'arrangiamento originale che avevo scritto, sotto avevo usato gli archi in un modo dissonante per creare questo pathos, cioè perché il Carillon da solo sembrava Dario Argento, capito? Invece in questo modo diventa la nostra, con questi contrabbassi, violoncelli dissonanti che ti creano delle vibrazioni fastidiose, capito? E quindi dopo, ecco, questo qui è nato così il pezzo. Poi dopo l'aneddoto di Tarantino è un altro, perché caso vuole che io al mare vado sempre a Milano Marittima e c'è un mio amico che dice: guarda, c'ho un collezionista che quando ho saputo che ti conosco te lo devo presentare, ti deve raccontare un fatto. Me lo presenta, era uno che abitava a 5 km. Lui era amico di Sofia Coppola. Sofia Coppola è stata fidanzata di Tarantino e quando lui stava finendo Kill Bill era il suo compleanno. Lei a New York, al mercatino delle Pulci, trova il 45 giri di 7 notti in nero. Ma pensate, Glielo regala per il compleanno. Lui lo mette, sapendo che lui è un appassionato, collezionista, lo mette sul giradischi, quello che era. Cioè, questo è il tema principale del Kill Bill e lo usa per il massacro di Uma Thurman. Ed è nato così il fatto che lui è venuto a conoscenza del bravo, hai capito? Sì. Ma guarda che è incredibile questi giri incredibili proprio. Sì. Beh, cioè, partendo dal fatto che Tarantino comunque, come diceva Vince, è comunque un appassionato, quindi però il mercatino delle Pulci, Sofia Coppola, tutto cioè, è un film. Sempre. È un film, bravo. È un film.